Sono Antonietta Floris nella categoria acidi e Valentina Collu nella categoria perossidi i vincitori del premio Ozu in Brocca, dedicato all'olio extravergine d'oliva sardo per valorizzare la qualità e l'impegno dei produttori locali. È stato ideato perché diciamo che quella che è la vocazione fondamentale del territorio, quella della coltivazione degli ulivi, e nella nostra zona specificatamente degli ulivi innestati sull'olivastro. Quindi diciamo che è stato un motivo, o comunque la volontà di valorizzare quello che il territorio ci offre, anche per rendere grazie, diciamo, a quello che ci hanno tramandato i nostri padri. Ideato da Antonella Casula e Pierpaolo Arca, l'evento è stato occasione per celebrare il patrimonio culturale identitario della Sardegna, ma soprattutto l'olio Evo, anche come motore di sviluppo economico e identitario dell'isola. Abbiamo fatto un cenno un po' qual è i metodi per avere un olio di qualità, un olio Evo, un olio con caratteristiche di eccellenza. Ecco, abbiamo visto un po' i percorsi, di iniziare dalla fase di campo, quindi perché come sappiamo tutti la qualità nell'olio si parte dal campo, per terminare poi direttamente nell'olio, diciamo la parte che si fa tecnologica nell'oleficio, ecco, e poi tutto il resto. Ad ospitare il premio è stata la cooperativa olearia San Teodoro, realtà storica del territorio. Abbiamo inserito dei giovani, sperando che anche per il futuro siano i giovani che devono portare avanti queste bellezze naturali che noi a Paulilatino abbiamo, che in altri posti non lo so se il fatto che abbiamo questa estensione di olivastri che ci porta a avere gli olivetti nostri